2500 anni di storia, ma chi glieli darebbe a questa città? 2500 anni di contaminazioni storiche, culturali, architettoniche, gastronomiche e soprattutto linguistiche. E il risultato infatti è una lingua meravigliosa, straordinaria. Sì, altro che vernacolo, dialetto, idioma, parlato popolare. Siamo davanti a una lingua, una super lingua anche, anzi perché si è contaminata, in senso positivo, di parole che vengono davvero da ogni angolo del mondo. E beh certo, noi quando parliamo napoletano parliamo tante lingue, noi parliamo greco, acrosommola, Christos melon, pomo aureo, alaccia, avas nicola, parliamo greco, parliamo latino, la lingua napoletana è soprattutto latina, alacerto, opertus, aceras, oshrasil. Noi parliamo arabo, ma fa una cosa shue, oppure che ne so, otavuta, ashofeco, otamar, tutte parole che hanno un'etimologia araba, un vero melting pot di storie, di lingue, di culture. È lingua, certo, per esempio, piena di parole intraducibili in lingua italiana. Come fai a tradurre spaparanzato, dussupus, gannarut, supirchius? Come fai a tradurre cazzimma, con decenza parlando, la cazzimma, parola del tutto intraducibile? Come fai a tradurre pocuntria? Me la potrei cavare dicendo che in italiano è l'ipocondria, ma che ipocondria? L'ipocondria è la paura delle malattie, in napoletano l'ipocondria è quel misto di malinconia, nostalgia, noia, veramente come fai a tradurre in italiano schizzichea, papatia, pappuliare, poppiare, a seconda poi dei quartieri, e quella lenta bollitura del ragù che sta papatian. Sapete come si tradurrebbe in italiano papatia? Si tradurrebbe in sobbollire. Cioè, a parte che sobbollire è una parola tristissima, ma secondo voi un ragù che ha sobbollito 3 ore tiene lo stesso sapore di un ragù che ha papatiato per 3 ore? Parole intraducibili in lingua italiana, come fai a tradurre ammappucciato, sguallariato, ukakis insuparata, parole davvero che non trovano traduzione in lingua italiana. E poi ci sono addirittura parole che hanno un significato opposto e possono creare confusione con quelli del nord, Per esempio in lingua italiana, in lingua napoletana, che lui si sono appiccicati. In italiano appiccicati significherebbe letteralmente incollati, uniti. In napoletano è esattamente l'opposto, si sono appiccicati, si sono divaricati, si sono allontanati. E lezione, o agliona da fare lezione. Al nord le lezioni le fanno gli insegnanti, i professori, al sud le lezioni sono i compiti da fare a casa, le fanno gli allievi. Creano confusioni terminologiche, che ne so, che chi li si è ricettato con motorina, ha fatto un incidente. In italiano trovare ricette vuol dire trovare pace, un po' di ricette. In napoletano chi li si è ricettato, altro che pace. Una lingua che ha delle regole grammaticali, sintattiche davvero particolari. Faccio un esempio: noi non facciamo quasi mai uso del futuro. Sì, per noi tutto è al presente. Domani andrò dal barbiere, diventa rimane vaca dal barbiere, tutto al presente. In estate andrò al mare, a stagione vago mare. Non ce l'abbiamo il futuro, vacherò, non ce l'abbiamo. Probabilmente, voglio dare una spiegazione filosofica, questo si deve alle bibliche calamità della nostra storia, e ben lo sapevano i viceré di Carlo V, inondazioni, pestilenze, terremoti, eruzioni del Vesuvio, che ci hanno probabilmente convinto che le cose sanno famò subito, tutto lasciato e perduto, tutto al presente. Il futuro non esiste. E poi, che ne so, pur essendo un popolo eccessivo in tutto, no? Linguisticamente siamo sempre, se uno tiene fama a Napoli sta morendo di fama, se uno tiene suono sta morendo di suono. Tuttavia poi non abbiamo in lingua napoletana il superlativo assoluto nella forma di issimo. Noi per ottenere il superlativo cosa facciamo? Raddoppiamo l'attributo. Chi le sic, lungo, avate, brut, va concio, quindi raddoppiamo anche gli avverbi. È arrivato ponto a ponto, gann, e poi raddoppiamo per esempio pure i sostantivi, chi li se ne aiuta muru. Insomma, noi raddoppiamo per ribadire il concetto. Sì, è una lingua davvero particolare, la lingua napoletana, che ha delle caratteristiche veramente uniche. Per esempio, la lingua napoletana è piena di ossimori. Gli ossimori sono quelle parole consecutive una dopo l'altra che però sono apparentemente contrastanti fra di loro. Che ne so, in napoletano
Esce a vient, cioè deve uscire o deve entrare, non si capisce, sono apparentemente contrastanti, chi le sta schiattando e salute, cioè sta schiattando senza salute, chi le sta buono malato, ma lo stimolo più bello è lo stimolo di Libero Bovio nella canzone O Paese lo Solo, quando dice oggi sto tanto all'era, cago quasi ma te sta a chiagnere, una lingua straordinaria, unica, però con tante meravigliose caratteristiche. Però c'è un aspetto che io adoro per il napoletano: il bicchiere è sempre mezzo pieno, come sappiamo siamo inguaribilmente ottimisti, e lo è anche la lingua. Io racconto sempre che se un medico a Milano, che ne so, ti visita, dice signora mia, qui abbiamo una brutta bronchite, sa? Lo stesso medico a Napoli direbbe signora mia, catenim una bella bronchite.